1900 nasceva Edoardo De Filippo. Sentiamo Claudio Ciccarone. Salute professore! Edoardo Di Filippo nacque 120 anni fa. Era il 24 maggio del 1900 quando il teatro cominciò a scorrere nelle sue vene. La sua arte lo portò a essere sceneggiatore e regista, a calcare le scene come attore e capocomico, con quel volto scavato, quella voce inconfondibile, quel suo modo di muoversi in ambienti che costruiva mescolando tragedia e comicità, creando empatia tra amarezza e gioia, pezzi di vita quotidiana vissuti in famiglia, luogo sociale da lui immaginato come centro del mondo. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Edoardo Di Filippo era poeta e scrisse versi in quel dialetto partenopeo che con la sua voce si trasformava in lingua, versi versati direttamente nell'intimo che a chi li ascoltava davano la sola possibilità di rimanerne affascinato. Un uomo dal carattere difficile, che non andava d'accordo con tutti, ma un uomo di pensiero che ci ha regalato opere come Filomena Marturano, Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria. Un uomo, un intellettuale che ci ha insegnato cos'è l'umanità, con tutti i pregi e i difetti. Edoardo Di Filippo ha 120 anni, che sia morto non conta. Che brutta gente, puzza di tu, baleni, Gesù. Il calcio si prepara a ripartire giovedì incontro.